Salutiamo il senatore Gianni Pietro Girotto, Presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato, appunto, l'assessore regionale Roberto Marcato, che ha le deleghe allo sviluppo economico e all'energia alla legge speciale per Venezia, e Massimiliano De Martin, che è assessore all'urbanistica, edilizia privata e ambiente, appunto, del Comune di Venezia. Benvenuti. A me ha dato un po' di spunti ciò che abbiamo ascoltato fino ad ora. Partirei da questo. Quando si parla di economia circolare, di tematiche di questo genere, per lungo tempo il recinto, il perimetro in cui ci si muoveva era quello della volontarietà, della sensibilità ambientale, delle scelte etiche, è un confine di questo genere. Mi pare evidente che ormai invece ci sia un interesse anche di altro genere che potrebbe permettere un passo avanti consistente, che è quello dell'utilità, oltre che ambientale, anche economica evidentemente, di volano per una trasformazione seria, radicale delle città. Credo che i punti, ma l'ha spiegato molto bene il professor Causone, passino dalla semplificazione come termine chiave dal punto di vista amministrativo, ma non solo, correggetemi poi ne parliamo se sbaglio, ma servirà una trasmissione della conoscenza di questa possibilità in modo che sia percepita come una possibilità reale. Al momento siamo alle prese col Superbonus 110 che ha riacceso i riflettori sul fotovoltaico banalmente, facciamo un esempio semplice, e mette in campo naturalmente una leva fiscale consistente, a dir poco. Poi serviranno probabilmente anche altri aggiustamenti, ad esempio la semplicità nella gestione. Se è una cosa complicata sarà difficile un approccio di massa a questo tipo di soluzioni, mentre invece la domotica potrebbe aiutare anche i più pigri a far partire la lavastoviglie alle 4 del mattino senza dover mettere la sveglia, facciamo un esempio concreto. E infine anche la neutralità tecnologica, sempre nell'ambito della semplicità di accesso a questo tipo di interventi, che non ci siano barriere informatiche, quindi con software complicati e cose di questo tipo. Ecco, erano un po' di spunti che volevo intanto mettere in campo. Partirei con un giro di domande, una domanda uguale per tutti proprio sulla semplificazione. Voi rappresentate 3 livelli diversi di governo che hanno competenze diverse, probabilmente servono tutti e 3 per arrivare a dei risultati. Quindi partiamo dal senatore Girotto. Come la traduciamo la semplificazione per concretizzare le comunità energetiche? No, lasci. Sì, buongiorno. Direi che in questo caso l'abbiamo già concretizzata, perché ne è un esempio proprio la primissima comunità che è partita a Magliano d'Alpi, lo diceva prima il professore, in 2 mesi l'hanno realizzata. Questo è uno strumento che è estremamente semplice. I passaggi burocratici da compiere sono veramente molto limitati. Ripeto, loro in 2 mesi avevano l'impianto già pronto, ma l'impianto fotovoltaico si costruisce in 1 settimana. Anche lì diciamo che il problema non è la comunità energetica, il problema sono le autorizzazioni agli impianti. Sono anni che la politica ripete, vanno semplificate le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. Ma la comunità energetica è già decisamente semplice. Quello che noi abbiamo fatto è stato togliere un divieto, perché fino a febbraio del 2020 erano vietate queste configurazioni, non per problemi tecnici, ma per una scelta politica antecedente. Tanto è vero che in tanti altri paesi europei, come spiegava sempre il professore, queste comunità esistono da tempo. Quindi noi abbiamo concretizzato quella che è la direttiva europea, recependola in anticipo, dando la possibilità di partire innanzitutto sui condomini. I condomini sono 1.200.000 in Italia, ci vivono 20 milioni di persone, sprecano mediamente il 60% dell'energia che viene utilizzata d'inverno per riscaldarli e d'estate per rinfrescarli, quindi veramente uno spreco di energia enorme che non possiamo più permetterci, non ci saremmo mai potuti permettere. Quindi tra superbonus e comunità energetiche quello che è la possibilità reale è di dimezzare le bollette. Ricordiamoci che nei prossimi anni il termico e la mobilità passeranno all'elettrico perché è troppo più vantaggioso tecnicamente ed economicamente, e quindi autoprodursi energia elettrica diventerà ancora più importante. Attualmente
l'energia elettrica è circa un terzo dell'energia complessiva, un po' meno di un terzo, perché appunto utilizziamo moltissimo ancora gas, carbone e anche importiamo anche un 10% di energia nucleare dall'estero. Quindi autoprodursi elettricità diventerà sempre più importante. Con le comunità energetiche i cittadini, gli enti pubblici, le imprese possono far abbassare le loro bollette personali e quelle di tutti gli italiani, perché ricordiamoci che il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica dall'ingresso delle rinnovabili si è dimezzato, perché l'energia elettrica rinnovabile ha un costo marginale bassissimo. Il sole è gratis, il vento è gratis, non dobbiamo pagarlo. Quindi, riassumendo, ci ha convinti che la strada è aperta. Io immagino che chi sta seguendo questo incontro, quindi sono degli artigiani, degli addetti ai lavori, si chieda se dal punto di vista della normativa nazionale è già completamente compiuta o se ci sono ancora passaggi che stiamo aspettando. Ribadisco, qui è un caso abbastanza raro, ma abbiamo fatto tutto presto e bene. È tutto quanto già completo. Un mese fa siamo stati a inaugurare appunto a Magliano d'Alpi la prima comunità dell'energia, quindi più edifici collegati tra di loro. Tra 3 settimane vado a inaugurare il primo condominio comunità energetica. Diceva bene il professore, tecnicamente si chiama autoconsumo collettivo, ma per cercare di semplificare i termini io parlo di comunità energetica in un borgo, comunità energetica in un distretto industriale, comunità energetica in un condominio, perché in buona sostanza sono tutte comunità energetiche. Quindi è tutto quanto definito, tutti i parametri, tutta la normativa, basta solo in questo momento approfittarne, e per le imprese come Confartigianato si sono accorte di quanto lavoro creerà questo, perché 1.200.000 sono i condomini, già solo se il 10% lo facessero sarebbero 120.000 cantieri, e poi c'è tutto il resto del paese, perché non ci sono solo i condomini, ma ci sono fabbriche, colline, comunità montane, eccetera, eccetera. Qui vicino a noi nel Friuli c'è un consorzio di comuni, di 18 comuni che sono già partiti con questo progetto. 50 anni fa avevano fatto la metanizzazione. Adesso fanno le comunità energetiche. Questo è il futuro. La produzione di elettricità da fonti rinnovabili è assolutamente il futuro, crea molto, molto, molto più lavoro rispetto alla filiera delle fonti fossili, e questi sono dati che ormai sono inoppugnabili, tutti quanti gli studi lo confermano. Grazie. Chiederei all'assessore Marcato invece la Regione che tipo di competenze e di incentivi può mettere in campo sul piano della semplificazione. Rimarrei proprio sull'agevolazione massima per arrivare a diffondere le comunità energetiche. Sì, allora intanto buongiorno a tutti e vi ringrazio davvero per l'opportunità che mi date oggi di parlare di questo tema che reputo davvero un tema di assoluta attualità. D'altronde ricordo anche che io da assessore provinciale all'ambiente di Padova ho voluto e poi approvato il primo, credo forse anche unico piano provinciale energetico, e poi quando sono arrivato in Regione ho avuto la delega all'energia dal Presidente Zaia. La prima cosa che ho fatto è stata tirar fuori dai cassetti il piano energetico regionale che lì giaceva da anni e l'ho portato prima in Giunta e poi in Consiglio regionale. Questo perché io sono assolutamente convinto che la Regione abbia un ruolo strategico importantissimo su questi temi. Abbiamo fatto molto noi sulla semplificazione. Per quanto riguarda però, se vogliamo rimanere al tema strettissimo della semplificazione, che cosa può fare la Regione? Insomma, io lo dico qui in anteprima e approfitto anche di questa occasione e credo sia una notizia importante. Io ho pronta da portare in Giunta un disegno di legge regionale sulle comunità energetiche. Verrà portato in Giunta a brevissimo e poi verrà mandato in Commissione e poi in Consiglio per l'approvazione definitiva, e sarà il primo disegno di legge, quindi la prima norma sulle comunità energetiche. Ovviamente la seconda domanda che magari non lei ma chi ci sta ascoltando è pronto a farmi è: ci saranno anche risorse economiche per agevolare queste iniziative? Sì,
nel senso che sto cercando oggi di avere delle risorse a disposizione per dare un corredo finanziario alla norma, anche perché ho visto che con il bando accumulo, quello che ho fatto per gli accumulatori, dove sono riuscito a mettere 7 milioni di euro, sono andati a ruba. Stavamo pensando di fare un altro bando di questa natura, però obiettivamente con il bonus del 110% forse questo perde un po' di appeal. Ecco, sul 110% qualche riflessione per quanto riguarda la burocrazia andrebbe fatta, nel senso che è uno strumento straordinario, è stata un'intuizione davvero importante del governo che ha dato non solo la possibilità di avere questa attenzione ambientale ed energetica al contempo, ma di rimettere in moto anche tutta un'economia legata a queste attività che è un'economia, come dire, sono elementi importantissimi anche per quanto riguarda lo sviluppo economico del nostro Paese e una capacità di ripresa vista la pandemia che è ancora in corso. Però lì la parte burocratica è davvero troppo pesante. Cioè, se noi vogliamo far sì che questo si possa esplicitare in tutta la sua potenza, dobbiamo rivedere la parte burocratica. E l'altro errore che è abbastanza consueto, che si fa, non questo governo, non l'altro, ma un po' tutti, è quello di fare dei provvedimenti senza tener conto poi della vera capacità di assimilazione di questi provvedimenti al territorio, perché chiunque di voi ha provato a interfacciarsi con i comuni per quanto riguarda il bonus ha dei tempi di attesa davvero importanti. Perché? Perché i comuni non sono evidentemente strutturati, preparati e non hanno il personale adeguato anche in termini di numero, soprattutto al nord, perché noi abbiamo veramente il personale dei comuni ridotto all'osso e che non sono in grado di rispondere in maniera adeguata. Quindi una riflessione, visto che abbiamo qui un rappresentante autorevole del governo, insomma una riflessione da questo punto di vista va sicuramente fatta. Bene, poi ci torniamo perché ci dirà qualcosa di più, visto che l'ha anticipata su questa legge, questo progetto di legge regionale. Chiederei la stessa cosa all'assessore De Martin. È vero, come dice il senatore Girotto, che è già la normativa precisa e sarà più semplice rispetto ad esempio alle autorizzazioni che vengono richieste, che sono diverse per gli impianti del fotovoltaico da comune a comune, lo spiegavano gli esperti di Confartigianato. Non è così omogenea la situazione, c'è qualcosa da migliorare rispetto alla messa a terra di norme che evidentemente vanno nella direzione giusta, poi però arrivati al punto finale, che è l'amministrazione comunale, spesso ci si scontra con delle difficoltà. Sì, grazie per la domanda, ma grazie soprattutto anche per l'invito, perché la città è presente oggi a questo evento e colgo l'occasione anche per portare il saluto del sindaco Luigi Brugnaro. Devo dire che ci sono delle iniziative che spesso e volentieri hanno degli obiettivi che non possono non essere condivisi da tutti. La difficoltà poi a caduta ricade negli enti locali che trovano poi invece delle difficoltà nell'attuazione. E questa è una cosa oggettiva, non è un intervento di critica, ma è un suggerimento per perfezionare quel progetto che comunque ha una valenza condivisibile. Entro nel merito solo del super bonus, no? Io vorrei che questo oggi fosse anche l'occasione, visto che il governo deve prendere delle decisioni, di pensare seriamente alla proroga al 2023-2024. Perché se gli enti locali, che sono la voce del territorio, dei professionisti, che vogliono applicare questa norma perché la riconoscono importante, perché innanzitutto è una politica ambientale che passa attraverso l'edilizia, non si riesce a mantenere i tempi, questa è la verità. Se più di 8.800 comuni sono in difficoltà, non è il limite di un'amministrazione specifica, è l'organizzazione di queste strutture locali territoriali che non erano pronti a un impatto di questo genere. E questo doveva rientrare in una programmazione di attuazione di una legge o di un decreto. Altrimenti diventa inapplicabile. Non si può dire entro giugno 2022, purché l'immobile sia già avanzato del 60% dei lavori, allora avrà una proroga entro il dicembre del 2022. Questo non può passare. Non può passare perché prevale la scelta ambientale anche di rilancio di un settore economico fondamentale come quello delle costruzioni, che spesso aveva un rilancio
a seguito di altri settori produttivi come la meccanica e il tessile, invece in questo caso poteva essere l'inversione, che era un settore che poteva partire prima di tutti. Quindi l'edilizia è importante per intervenire per tutelare l'ambiente, e la cosa che noi stiamo constatando, una città di 260.000 abitanti, la più grande del Veneto, e dice non si può attuare, non perché non lo vuole, perché ad oggi noi abbiamo solo 290 richieste protocollate, e di queste 60 esaudite. Non abbiamo numeri enormi. Perché? Perché il tappo viene sull'accesso agli atti, cioè sulla ricerca della legittimità, sulla procedura amministrativa, perché poi ci sono 8 anni di tempo per andare a verificare se il cantiere è stato fatto secondo norma o no. Questo implica delle difficoltà. Cosa succede? Che i condomini, che sarebbero i veri primi invitati ad intervenire, sono i primi che poi mollano. Intervengono chi nel mondo del commercio in questo momento col 110%? Le case piccole. Altrimenti chi? Quei condomini molto più recenti rispetto a un edificato del dopoguerra, che sono sì energivori, ma più rispettosi dei consumi energetici appunto di quelli di 60, di 70 anni fa, che forse trovano una normativa dell'edificio più consona al 2021, cioè sono più in regola. Le casistiche quali sono? Che nei condomini, dal primo al terzo condono edilizio, non tutti hanno condonato le unità immobiliari. Quindi ci sono unità immobiliari condonate, altre non condonate, ma soprattutto le parti comuni non condonate. Quindi dopo una lunga ricerca agli atti, con 60-70 appartamenti verificati in questi anni di storia, che trovano delle difficoltà diverse, non trovano attuazione. Ora, siccome prevale l'obiettivo di questa norma, che ritengo utile e interessante, si chiede una proroga intelligente, motivata, ragionata, non perché non la si voglia attuare. E da questo dico che invece ci sono delle politiche locali che invece tendono a dare il buon esempio. Io sono stufo di sentire persone che dicono ma cosa farete? No, bisogna partire da cosa io faccio per cambiare. E questo è il leitmotiv della nostra amministrazione, perché quando si parla di energie rinnovabili, scusatemi, ma parliamo sempre solo ancora di fotovoltaico. Vogliamo parlare di idrogeno? Vogliamo parlare di eolico? Vogliamo parlare di acqua, di idrodinamica, di geotermia? O è solo un settore che va avanti? Perché mi fa piacere vedere negli esempi riportati dai 2 professori come buoni esempi delle città straniere. Sembra quasi che in Italia non ci siano dei buoni esempi. Quando mi si fa vedere degli edifici di Belgio, bisogna dire che il Belgio ha il nucleare. Quando si parla del nord Europa, bisogna parlare che hanno i termovalorizzatori. Bisogna parlare di tutto un insieme e non solo di quello che serve, perché altrimenti diventa un limite. A me farebbe piacere, ma veramente, perché ritengo che le università, gli atenei siano dei grandi atelier, soprattutto non solo per la formazione di futuri dirigenti, di professionisti, ma anche come occasione di laboratorio, che forniscano dei buoni esempi italiani. E ne abbiamo. L'amministrazione si sta ponendo per fare una Green Island a Pellestrina e Lido, la prima rete tranviaria della città solo elettrica. Ed è un esperimento che lo stiamo facendo su quel tratto di strada che è già attuato per vederlo di portarlo in terraferma. Stiamo lavorando col primo distributore di idrogeno nella zona di Campalto. Ci stiamo lavorando con il recupero dell'olio da cucina per fare il biodiesel dei nostri vaporetti. Abbiamo fatto un regolamento edilizio che incentiviamo, perché la norma nazionale prevede che bisogna costruire nuove case, perlomeno in classe A, incentiviamo con la riduzione degli oneri del 50%, chi vuole costruire in classe B, noi incentiviamo col 50% la riduzione degli oneri, chi lo fa in classe A. Abbiamo fatto un regolamento edilizio dove stiamo invogliando tantissimo i tetti verdi e le pareti verticali. Stiamo lavorando perché gli attacchi nel suolo, gli standard non passino come lo standard massimo urbanistico, ma diventi una politica di standard minimo da edificare. Lo standard non è il massimo che uno deve garantire, è il minimo che deve garantire. Questa deve essere l'inversione. Oggi devo dire che sia nel mondo dell'impresa, del mondo dei privati, nel mondo dei professionisti, è cresciuta molta questa sensibilità sull'ambiente. E questo è un'occasione, un volano da prendere al volo. Perché se non siamo pronti adesso per darci veramente degli step concreti, non riusciremo a realizzare. La politica ha bisogno di interventi, non solo di discussioni, di confronti e dei no solo per partito preso. Bisogna intervenire. Senatore Girotto, e fatalmente il superbonus al 110 torna e si ibrida anche col tema dell'incontro di oggi. Come si sposano i 2 provvedimenti nel concreto?
Sì, mi rivolgo sia alle imprese che ai cittadini che ci stanno guardando in diretta o vedranno nei prossimi giorni questo video. Allora, sia ben chiaro che le comunità energetiche sono uno strumento assolutamente indipendente, assolutamente autonomo. Per cui il seminario di oggi tratta di comunità energetiche perché? Perché il 90% degli italiani non sanno che esistono. Non sanno che si possono fare, perché fino all'anno scorso erano vietate. Per cui lo sforzo che a mio avviso dobbiamo fare oggi è di parlare esclusivamente di comunità energetiche, perché il 90% degli italiani, io è un anno che faccio un webinar al giorno, il 90% degli italiani, intesi sia come amministratori pubblici che anche come imprese, non lo conoscono, lo confondono con normative precedenti, lo confondono con il super bonus. Invece le comunità energetiche sono una cosa assolutamente separata, che può sposarsi col super bonus, può, non è che deve, può, ma possono vivere assolutamente di vita completamente separata. In che senso possono sposarsi col super bonus? Che quando abbiamo creato il super bonus io ho fatto mettere nell'articolo 119 il fatto che anche gli impianti da fonte rinnovabile sovvenzionati con il super bonus possono fare comunità energetiche, ma questa è una facoltà, non è un obbligo. È una facoltà, non è un obbligo. Le comunità energetiche è un corpus normativo che vive completamente di vita propria e le imprese hanno capito che se fino a ieri, quando un cliente chiedeva l'installazione di una qualsiasi fonte rinnovabile, aveva la detrazione del 50% o nel caso delle aziende il superammortamento del 130%, adesso se fanno un sistema locale come stanno facendo in altre parti d'Italia, possono proporre direttamente la costituzione della comunità energetica, quindi oltre alla detrazione l'incentivo che è estremamente generoso. E voglio anche rassicurare chi ci ascolta che questo incentivo non va a pesare di un centesimo sulla bolletta. Perché? Perché sostituisce un precedente incentivo. Quello scambio sul posto di cui prima ci ha parlato il professore è però un incentivo che sostanzialmente va a incentivare le fonti fossili, mentre questo è un incentivo che va a finanziare esclusivamente fonti rinnovabili. Quindi parliamo di comunità energetiche perché tantissimi non le conoscono. Noi abbiamo presentato centinaia di mozioni in centinaia di comuni. Mi fa piacere che l'assessore regionale abbia annunciato l'ingresso di una nuova legge regionale in questo senso sulle comunità energetiche. Spero che questo convinca quei comuni guidati dal suo partito politico a cambiare idea, perché hanno bocciato delle mozioni. Noi abbiamo presentato delle mozioni sulla costituzione di comunità energetiche e dei comuni a guida di questo partito le hanno bocciate, per cui adesso spero che con l'ingresso di questa legge regionale capiscano che è stato un errore. D'altronde questa è una misura che il Parlamento ha votato all'unanimità, per cui non c'è nessuna forza politica contraria a questo progetto. E qui una risposta a Marcato bisognerà darla sui sindaci che hanno bocciato le mozioni? Sì, se poi andiamo a vedere la geografia delle mozioni bocciate o approvate a seconda dei comuni, troviamo di tutto di più. Insomma. Non ne farei una questione politica, anzi eviterei proprio qualsiasi tipo di speculazione su un tema che credo sia un tema di grande civiltà, e visto che per una volta abbiamo avuto una condivisione parlamentare, cosa rarissima in questo Paese, perché noi riusciamo a fare speculazione politica anche su come tagliarsi i capelli. Insomma, questa volta siamo riusciti a trovare una convergenza, teniamoci questa convergenza e non apriamo le porte ad altre cose. No, io ho fortemente voluto questa delibera di giunta regionale, che poi di fatto è una proposta di legge che è di competenza poi del Consiglio, perché questa norma ha nella promozione e nel sostegno i suoi due pilastri. Quindi servirà anche a far sì che diventi un elemento di cultura amministrativa, in modo tale che tutti i sindaci siano coinvolti in questa opportunità ambientale ed energetica,
e noi cercheremo di essere elemento agevolatore delle comunità energetiche. Mi permetto anche di sottolineare che nel PNRR regionale della Regione Veneto c'è una scheda apposita che riguarda le energie rinnovabili e noi abbiamo chiesto complessivamente 150 milioni di euro, una destinazione di 150 milioni di euro. Uno dei punti riguarda proprio l'avvio delle comunità energetiche, quindi abbiamo questi due strumenti, la legge regionale e il nostro Recovery Fund, nella speranza che ci sia la volontà da parte del governo di recepire le istanze regionali. Io resto convinto, da autonomista e federalista impenitente, che il Recovery Fund, che è un termine brutto, meglio chiamarlo Next Generation, perché dobbiamo guardare al futuro piuttosto che al passato, sia la sommatoria dei progetti regionali, che poi il governo debba avere questo ruolo anche di calmieratore fra le diverse esigenze, questo è del tutto evidente, però questa è una grande sfida che il nostro Paese ha, e siccome il nostro Paese è fatto di diseguaglianze e di diversità, che sono delle opportunità straordinarie, anche da un punto di vista produttivo. La Regione Veneto, che ha più del 95% delle proprie aziende con meno di 10 dipendenti, è completamente diversa dalla Regione Lombardia o dalla Regione Piemonte, dove magari in quest'ultima la grande azienda è la ragione sociale economica di quel territorio. Quindi siamo assolutamente diversi. È impensabile, a mio avviso, poter dotarci di un provvedimento che vada bene a Trento come a Palermo o in Veneto come in Piemonte. Secondo me questo è un errore drammatico che abbiamo sempre fatto negli ultimi 50 anni. Questa è l'occasione anche per cambiare registro, e il fatto di avere le proposte di tutte le regioni e di farne una sintesi credo sia davvero un'opportunità straordinaria per il nostro territorio, ma per il Paese tutto. E ha speranze o notizie in più sul fatto che ci sia un recepimento delle istanze regionali, perché manca una settimana alla presentazione Sì, in Europa? terribili, come sempre. La distanza fra Roma e il territorio è siderale e sembra che non ci sia questa grande volontà. Qualcosa siamo riusciti ad ottenere, io mi spero si possa fare qualcosa, un passo in più, anche perché insomma i nostri rappresentanti parlamentari li abbiamo mandati lì anche per essere, come dire, sindacato del territorio, quindi mi auguro che tutte le forze politiche abbiano a cuore questo, ma non tanto perché Padova, Verona, Vicenza o Venezia debbano avere chissà quale attenzione, ma perché noi, come dire, abbiamo prodotto questo documento. Per esempio nel mio caso, io cosa ho fatto? Il 30 di agosto dell'anno scorso, nel momento in cui il governo ha detto c'è la possibilità di aprire un dialogo con le regioni, io immediatamente ho convocato tutte le associazioni di categoria, tutte, e ho detto loro, ditemi secondo voi quali sono le richieste da mettere nel Next Generation. Loro hanno fatto tutta una serie di richieste, io le ho semplicemente messe insieme, messe a posto, le ho portate in giunta e poi questo è diventato, assieme ovviamente alle richieste degli altri assessori, è diventato il nostro piano. Per cui sono richieste del territorio, non sono richieste di marcato della Lega o del Presidente Zaia, sono richieste del territorio. Per questo è un peccato non approfittare di queste indicazioni, perché sono indicazioni date da chi ogni giorno lavora, agisce, patisce nel mondo dell'impresa veneta. Lei prima ha accennato alla ricerca di incentivi da offrire legati alla legge regionale sulle comunità energetiche. Parliamo comunque di fondi europei che potrebbero transitare per la regione oppure fondi di cassa? Vediamo, nel senso che, come ho fatto in quest'ultimo anno, io ho dato fondo a tutto quello che sono riuscito a trovare. Fondi europei, fondi regionali, ho fatto accordi con il Mise per far arrivare risorse alle nostre aziende. Come si dice, mi fa accordi anche col Can de Strassaro pur di tirare a casa 4 panche, nel senso che tutto quello che si potrà fare lo faremo. Se c'è la possibilità di traghettare fondi europei su questa iniziativa, bene, altrimenti vedremo di trovare risorse all'interno del bilancio. Insomma, però un corredo finanziario verrà messo in questa legge. Quindi è una promessa ai nostri artigiani che ci ascoltano. Certo, grazie. Assessore De Martini, grazie a lei.
Mi chiedevo, c'è qualche spiraglio per un alleggerimento dei vincoli che gravano su qualsiasi intervento anche di questo genere in centro storico? Naturalmente è una specificità quella veneziana che però è comune anche ad altri centri storici, quindi... Sì, anche qui riparto un attimino con un intervento per collaborare, non per criticare, perché non siamo qua per sentirci dire tutti bravi, 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 non è questo il problema. Sì, penso che sia proprio quello di trovare la sintonia per migliorare ciò che di buono magari è stato percepito, approvato e deliberato. E quindi sarebbe un limite poi non attuarlo perché lo si riconosce valido, no? Quindi io volevo solo leggervi un piccolo passaggio, me lo sono trascritto per non sbagliarne i termini, ed è la dimostrazione di quello che poi commenterò. Decreto 15 novembre 2018, decreto 16 novembre 2018, individuazione del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse e la fase di consultazione del mercato finalizzata all'instaurazione di una procedura negoziata senza pubblicazioni di bando avente ad oggetto l'appalto di lavori di demolire e ricostruzione del ponte Morandi. Questa è la missione che per rimanere nei termini un'opera pubblica si è data in deroga a tutto. E mi fa piacere che sia stato ricostruito soprattutto per l'impatto che ha in quel territorio quel ponte in soli 2 anni. Quindi bene, ottimo, ma è la dimostrazione che così che si deve fare solo in quel modo. Allora, è chiaro che lì il garante di tutto era il governo, è un'opera pubblica, finanza pubblica e quindi tutta un'organizzazione di un certo tipo, cosa che non hanno gli enti locali quando riconoscono un diritto a un privato. Ma dal novembre 2018 ad oggi ci sono delle pratiche dei privati che noi dobbiamo ancora rilasciare perché sono in attesa di pareri di altri enti sovraordinati rispetto a noi. Cioè si è fatto il ponte Morandi ma non abbiamo rilasciato ancora delle autorizzazioni dal novembre 2018 a noi. E questo la fa pensare, no? Io sono contento che il governo Draghi in questi giorni proprio stia incentivando la digitalizzazione, un paese moderno, un paese efficace, ma la variabile tempo è fondamentale sulle aspettative delle persone e sugli investimenti delle imprese. Il cantiere ha un tempo molto più breve nella sua realizzazione dell'opera rispetto all'iter amministrativo e burocratico. È folle, è folle. La storia dei miei professionisti, perché vengo dal mondo delle professioni, mi insegnavano che presentavano il progetto il lunedì e il venerdì lo andavano a ritirare e non c'erano i computer. Adesso non so se siano città belle o città brutte quelle venute su, ma sicuramente hanno risposto ai bisogni delle persone che dopo il 25 aprile del 45 volevano una vita nuova. La risposta era immediata. Forse poi qualcuno appellerà il TAR piuttosto che altro organo sovraordinato rispetto a progetti rilasciati. Certo che bisogna semplificare, ma bisogna farlo veramente, non negli intenti. L'amministrazione è un ente garante dei diritti. Quindi se le procedure sono complesse, l'iter è complesso. Bisogna scrivere qualcosa di nuovo, non qualcosa che aggiunga sempre di più quello che bisogna fare. Bisogna raggiungere anche dei gentleman agreement col mondo delle libere professioni che diventino delle persone veramente che certificano il progetto. Bisogna creare un senso di fiducia negli investimenti e non sempre 8 anni per venire a verificare se quello che hai fatto è fatto bene o fatto male. Fallo subito il controllo. Non si possono aspettare tempi lunghi o avere polizze assicurative perché poi qualcuno ricorrà perché non ti riconosce o perché ti mette in discussione quello che hai fatto. Siamo in un sistema veramente di tutti contro tutti e questo non può prescindere una norma di legge, deve essere un sentiment che a livello nazionale, regionale, locale, nelle nostre città, dobbiamo portare serenità e non sempre tensione, una norma sopra l'altra che è difficile anche chi deve applicare le norme. È difficilissimo. Quindi magari venisse la semplificazione, ma non nelle dichiarazioni, nei fatti. E penso che ne beneficeremo tutti quanti. Allora la digitalizzazione ha un senso. Perché è un acceleratore del riconoscimento di un diritto, non è un limite. E penso che l'ultimo anno, dove le comunità locali, le famiglie hanno vissuto questa emergenza Covid, nel male, perché è una situazione non certo di bene, però nel male
C'è quel mezzo bicchiere mezzo pieno. Siamo cresciuti tecnologicamente in tempi molto rapidi, quasi 60 milioni di persone. Sappiamo fare la spesa, sappiamo lavorare da casa, ci piaccia o non ci piaccia, comunque in modo limitato è stato riconosciuto un diritto alla scuola, allo studio. È un limite, però abbiamo imparato tutti qualcosa di nuovo. E questo è stata una cosa che forse va presa dal punto di vista ottimistico, che forse è cresciuto qualcosa di più anche nelle persone e saper utilizzare degli strumenti nuovi. Ora però la norma nazionale deve aiutare gli enti locali. Quello che viene deciso a livello governativo, l'attuazione poi diventa l'ente locale. Non è il governo che rilascia un permesso a costruire. Qualsiasi tipo di colore di governo, non sto parlando di questo, non è a prescindere da chi è al governo in questo momento. Quindi si chiede, sì, oltre a investimenti, anche norme di semplificazione, che qua non c'è bisogno di mettere risorse, basta scrivere delle procedure e delle norme che diventano procedure. E probabilmente il tema del superbonus che è stato evocato più volte al 110 diventa anche cartina di tornasole, non a caso si sta discutendo appunto, oltre che di un'eventuale proroga che pare essere molto in forse, chiedo al senatore Girotto che di sicuro ha una visione più da vicino, si parla appunto di semplificazione. Si ipotizza anche una nuova formula di bonus omnicomprensivo al 75%, volevo chiederle quanto credito può avere questo tipo di ipotesi, credo sia un tema interessante per tutti. Intanto ribadiamo che anche qui tutte le forze politiche stanno chiedendo di prorogare il superbonus almeno fino a fine 2023, quindi questo è l'obiettivo, mi pare condiviso, così com'è. Del 75% in questo momento direi che forse è meglio non parlarne, perché comunque è una proposta fatta per il dopo, per quando sarà finito i 110, non può durare in eterno, per il semplice motivo che se io paradossalmente adesso decidessi che dura fino al 2030, mi dico una data a caso, probabilmente moltissimi interventi che ora si stanno facendo, si stanno programmando, verrebbero bloccati per dire vabbè, aspettiamo, perché nel 2028 avremo caldaie molto più efficienti, avremo serramenti molto più efficienti, avremo pannelli fotovoltaici molto più efficienti, costeranno di meno e quindi aspettiamo. Quindi questo è uno dei difetti di una qualsiasi incentivo, se perdura troppo a lungo le persone aspettano perché dicono beh, con gli stessi soldi fra 3-4 anni sicuramente avremo dei prodotti migliori. Quindi l'obiettivo, credo, di tutta la politica, non ho sentito nessun partito dire il contrario, è allungare il superbonus e allargarlo, tanto è vero che stiamo premendo il più possibile affinché venga allargato al settore turistico, che chiaramente è tra i maggiori colpiti da questa pandemia. E a semplificarlo, torniamo alla parola chiave credo di tutto l'incontro, anche perché lo diceva l'assessore Marcato, ma lo diceva anche De Martin, effettivamente il blocco per la richiesta di pratiche è a monte, è per la verifica dei prerequisiti urbanistici, no? Ci si scontra poi con alcune città, parlo anche di alcuni capoluoghi veneti, che non hanno ancora digitalizzato per impossibilità le loro pratiche, quindi è vero che è una catena da semplificare. Chiariamo che il superbonus è l'evoluzione, l'innalzamento di un'aliquota che esiste da 15 anni. Quindi queste problematiche esistono da 15 anni. Semplicemente con il fatto che adesso l'intervento può essere completamente regalato, l'attenzione ha avuto un picco straordinario, ma queste problematiche burocratiche esistono da 15 anni e purtroppo abbiamo decenni di stratificazione legislativa che è stata fatta evidentemente in maniera non efficiente, perché appena vai a toccare un elemento della normativa ti scontri con altri processi che pongono tutta una serie di problematiche. Quindi, detto che è assolutamente chiarissimo per tutti che la semplificazione burocratica sia per il superbonus sia per le installazioni di fonti rinnovabili, tutte le fonti rinnovabili, è il problema, ribadiamo ancora una volta che le comunità energetiche sono uno strumento separato e che in questo momento
Non ci sono motivi per tantissimi condomini per non farle, se non semplicemente l'ignoranza. Io sto organizzando convegni con le associazioni nazionali degli amministratori di condominio, perché nel momento in cui gli amministratori di condominio riusciranno a far capire alla platea dei condomini che ci sono vantaggi secchi immediati del 20-25% in bolletta, perché ci siamo dimenticati di dare il numero del risparmio, diamo un numero abbastanza corretto, un 20-25% di risparmio immediato in bolletta per gli aderenti alla comunità. Dopodiché ci sono risparmi per tutto il Paese, perché più rinnovabili, più si abbassa il costo all'ingrosso. Più autoconsumo collettivo, più le utenze diventano degli isolotti quasi autosufficienti, minori sbilanciamenti della rete. Gli sbilanciamenti costano miliardi all'anno che vengono pagati nelle bollette di tutti. Quindi più comunità energetiche, meno sbilanciamenti della rete, meno oneri in bolletta per tutti quanti. Più le comunità diventano quasi autosufficienti, minori saranno gli investimenti futuri nella rete. Gli italiani non sanno che l'Italia, pur essendo lunga 1200 km, ha 1.100.000 km di cavi elettrici. Una cifra spaventosa, perché naturalmente la corrente elettrica la vogliamo tutti e quindi il paese è magliato in maniera fittissima. Quindi abbiamo più di 1.100.000 km di cavi elettrici, la cui manutenzione e sviluppo ci costano miliardi. Quanto più riusciamo a fare isolotti quasi autosufficienti, tanto meno saranno le necessità di manutenzione e di sviluppo di queste reti che costano appunto miliardi all'anno. Quanto più produciamo rinnovabile, tanto più ci cala l'importazione di fonti fossili dall'estero, che ci costa moltissimo, perché noi oggi come oggi l'80% dell'energia la importiamo dall'estero. Quanto meno importiamo, tanto più politicamente diventiamo indipendenti. E poi, se vogliamo aggiungere una cosa che sembra elevatissima ma è concretissima, ogni anno il pianeta paga fisicamente di denaro 15.000 miliardi di euro di spese militari, e le spese militari sono in grandissima parte legate al possesso e alla gestione delle fonti energetiche. In questo momento nel pianeta ci sono 30 guerre ufficiali, 18 situazioni di conflitti interni e 14 missioni di pace. E queste costano ogni anno 14.000 miliardi di euro, che vengono pagati da tutti. Quindi quanto più togliamo la causa di queste guerre, che è il possesso e la gestione delle fonti energetiche, tanto più risparmiamo. E le comunità energetiche sono in questo momento lo strumento migliore che abbiamo. Bastano 2 famiglie per fare una comunità energetica, oppure una famiglia e un artigiano, oppure una famiglia e un comune. E diciamo anche l'ultima cosa importante, dico anche questa per i comuni, visto che abbiamo autorevoli rappresentanti. I comuni hanno un ampio ventaglio di possibilità sulle comunità, nel senso che possono fare, io lo chiamo così, il minimo, nel senso di fare informazione, che già sarebbe tantissimo, perché, ripetiamo, la stragrande maggioranza dei cittadini ancora non conosce le comunità e i vantaggi. Quindi il minimo è fare informazione, benissimo. Possono fare il socio come qualsiasi altro, alla pari con qualsiasi altro cittadino, oppure, avendo dei fondi a disposizione, Fondo Kyoto, Fondo Nazionale Efficienza Energetica, il fondo quello per la riqualificazione dei comuni, quello per le scuole, possono costruire loro l'impianto, pagarlo loro e inserire a gratis cittadini che sono in situazioni di povertà energetica, che purtroppo sono milioni in Italia, e quindi dare loro corrente a un prezzo più basso rispetto al prezzo di mercato. E questa sarebbe, diciamo così, la soluzione più sociale possibile che il Comune potrebbe fare. Però, ribadisco, è un'opzione. Per fare una comunità energetica sono sufficienti 2 soggetti, una famiglia, 2 famiglie, una famiglia e un'impresa,
2 artigiani possono già fare la comunità energetica e condividere i vantaggi.